quindi finalmente, diciamo così, anche Portogruaro ha la sua casetta dell'acqua, una iniziativa che in realtà è in piedi già in molti altri comuni italiani, la famosa acqua del sindaco, se volete, e che in questo caso viene messa a disposizione della cittadinanza, refrigerata e anche gasata per chi la desidera. In un caso, se qualcuno ha qualche altro desiderio, può utilizzare anche quest'acqua che è a disposizione ancora per un mese, per il mese di agosto sarà a disposizione in forma gratuita, poi con pochi centesimi si potrà riempire la propria bottiglia di acqua liscia, naturale quindi, o gasata. Detto questo, vi aggiungo che, come diceva anzi già l'assessore, l'acqua è gratuita fino a fine agosto. Perché è gratuita? Allora, in tutti i comuni dove installiamo le casette, circa 2 mesi, 3 mesi, lasciamo attingere gratuitamente perché è una iniziativa di tipo promozionale, cioè la casetta va vissuta, va conosciuta, la gente ci si deve avvicinare, deve capirla, e quindi questo periodo di gratuità è dovuto a questo fatto. Poi saranno disponibili delle tessere magnetiche che uno comprerà, sono come le classiche tessere ricaricabili, che comprerà, poi ricaricherà ogni qualvolta ne avrà voglia, e utilizzerà il credito che ha dentro, e quindi il credito andrà a scalare. Il sistema di funzionamento è molto semplice, noi lo abbiamo già testato in altre casette. Devo dire che nonostante qualcuno abbia sollevato dei polveroni, il sistema funziona, tranne un paio di casi dove magari si smagnetizzano le tessere o dove succedono cose direi molto puntuali. In realtà il sistema funziona. C'è un motivo per cui non abbiamo messo il buchetto per metterci il denaro dentro, cioè non si va con l'euro, i 2 euro, perché questo sarebbe un incentivo a chi vuole manomettere la casetta, a chi vuole rubare i soldi. Quindi questo è il motivo per cui facciamo con la tessera, e solo con la tessera, non c'è alternativa.